Martedì prossimo 19 novembre si riunisce l'Assemblea regionale siciliana e all'ordine del giorno vi sarà il taglio dei vitalizi. La Commissione Regolamento dell'Arse è al lavoro nel frattempo per esaminare preliminarmente le proposte per superare il voto segreto. Finora la Sicilia non si è allineata al resto d'Italia, ma volente o nolente la regione dovrà recepire il taglio ai vitalizi entro la fine di dicembre. Pena una pesante sanzione che si tradurrà in un taglio ai trasferimenti dallo Stato dai 20 ai 60 milioni di euro in meno. Tutto nasce da una decisione del Parlamento nazionale che un anno fa, su volontà del Movimento 5 Stelle, ha tagliato i vitalizi del 40% sia ai deputati che ai senatori. È inserito nella legge di stabilità la clausola che la stessa cosa l'avrebbero dovuta fare le regioni. In seguito, in conferenza Stato-Regioni, è stato messo a punto un modello dei tagli da apportare a cui si sono adeguate, chi più chi meno, tutte le regioni d'Italia. La Sicilia speciale ha deciso di non allinearsi all'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-Regioni e complici le molteplici resistenze incontrate, è stato deciso che il compito di operare tagli venisse affidato a una commissione speciale istituita per l'appunto dall'ARS. Una scelta che di fatto ha diluito ancora di più i tempi. Qualche giorno fa finalmente il testo è stato varato dalla commissione di merito ed è in attesa di essere calendarizzato per l'esame di Sala d'Ercole. Nel testo partorito dalla commissione speciale, che dovrà essere approvato in aula, non ci sarà un ricalcolo integrale secondo il sistema contributivo, come fatto dalle altre regioni, ma un mini taglio lineare vicino al 9%. In questo modo il risparmio sarebbe molto inferiore. La proposta di legge adottata prevede che dalla riduzione vengano esclusi tutti gli assegni di reversibilità, ma la clausola più importante è che i tagli, a differenza delle altre regioni, verranno applicati solo per 3 anni. E la presentazione del DDL ha già provocato polemiche dei deputati pentastellati che affermano il taglio prospettato è ridicolo, addirittura previsto solo per 3 anni, praticamente un'enorme presa in giro. Oltre a essere gli ultimi, siamo anche peggiori, visto che tutte le altre regioni hanno già recepito la norma statale e hanno tagliato con percentuali anche importanti. Qui invece si usa la limetta per le unghie, un classico quando ci sono in ballo privilegi dei deputati.